Buongiorno a tutti, buon lunedì, tanta cronaca anche oggi per questa nostra edizione di Focus TG che arriva dopo un fine settimana impegnativo anche per le nostre emittenti. Andremo a vedere poi il servizio sugli ottimi ascolti per le dirette del Redentore, la grande festa di Venezia. Riparte un'altra settimana e abbiamo subito da darvi conto di una pagina purtroppo di criminalità nel territorio significativa. Andiamo in diretta da Meolo con Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio perché sono 10 giorni di prognosi rimediati da 2 poliziotti feriti ieri lungo la A4 proprio tra Meolo e Noventa. Un'auto scura già segnalata per furti in tutto il Veneto e condotta da una banda di nomadi che sono ancora in fuga. La responsabile di questo ferimento, Anna Maria, buongiorno, la linea a te. Sì, buongiorno Lina, ed è caccia all'uomo in tutto il Veneto e Lombardia con l'inseguimento a folle velocità 200 km all'ora iniziato proprio qui al casello autostradale di Meolo ieri pomeriggio verso le 14:30 quando gli agenti della polizia stradale identificano e cercano di fermare la Volkswagen scura già segnalata dalla polizia stradale di San Donà di Piave perché condotta da una banda di nomadi resasi responsabile di diversi furti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, non soltanto nei negozi, negli appartamenti ma anche nei distributori di benzina. Quindi gli agenti cercano di fermare l'auto che sta per uscire o comunque così credono, quindi uno degli agenti scende in quel momento con la tecnica dell'uscita del finto svincolo. I nomadi all'interno di questa Volkswagen speronano o meglio investono quasi la gente che rimane ferito e così anche il compagno che si trovava nell'auto accanto a lui, ma nonostante questo risalgono in macchina e comincia nuovamente il folle inseguimento, quindi il primo blocco proprio qui a Meolo con gli agenti che si mettono di traverso lungo la carreggiata per cercare di fermare l'auto quando appunto comincia nuovamente il folle inseguimento a 200 km all'ora con l'auto dei banditi, dei nomadi che sfugge nuovamente all'alt e si ferma verso Noventa di Piave, dove si ferma a metà carreggiata, centro carreggiata, con l'auto della volante che si trova dietro, con gli agenti che per evitare il tamponamento sterzano bruscamente e l'auto finisce rovinosamente lungo il fossato laterale, quindi auto andata completamente distrutta della volante, con quella invece dei banditi che prosegue la folle corsa verso Padova e quindi identificata dalle telecamere anche verso Desenzano nel Bresciano, dove verrà abbandonata e dove sempre dalle videocamere che ci sono lungo il perimetro autostradale sembra che la banda sia stata poi recuperata, diciamo così, da una seconda banda di complici con un'auto cosiddetta pulita, però nel frangente sembra che la prima abbia perso, scappando lungo le campagne di Desenzano, i cellulari. Quindi ora con la polizia scientifica al lavoro per le tracce biologiche lasciate nell'auto abbandonata e per capire anche attraverso i tabulati dei cellulari e i cellulari stessi se si riesca ad arrivare ad una quadra. Naturalmente indagini a tutto campo con, come dicevo in apertura, caccia all'uomo, anzi alla banda interregionale tra Veneto e Lombardia in tutto il nord Italia. Ed è tutto per questo collegamento. Lina, ti restituisco la linea con la parte tecnica di Sandro Ponchio.
Grazie ai colleghi della redazione di Venezia. Vedremo che evoluzioni ci saranno rispetto a questo caso. Noi rimaniamo nell'ambito della criminalità che imperversa nel territorio, non il nostro nella fattispecie, ma il caso, lo sappiamo, è salito alle cronache nazionali. Parliamo del caso di Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo che è entrato in carcere per espiare la pena di quasi 15 anni di reclusione che gli è stata comminata per l'uccisione di 2 banditi che avevano colpito proprio nella sua gioielleria pochi istanti prima. Sappiamo che è diventato di fatto un caso politico, con 2 visite del vice premier e leader della Lega Matteo Salvini in carcere. La redazione di Vicenza, i nostri Daniele Garbin e Andrea Benetti hanno sentito su questa vicenda il parere di Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, lo ricorderete, che proprio per andare in soccorso della commessa di una gioielleria alcuni anni fa sparò e uccise un bandito. Andiamo a sentire la sua opinione sulla richiesta poi di grazia che tanto sta facendo discutere per Roggero. Il caso di Mario Roggero, siamo a Nanto con Graziano Stacchio, buongiorno. Buongiorno Ecco, a tutti. parliamo di questa vicenda ovviamente che sta animando l'opinione pubblica sempre di più, in questo caso di questo gioielliere che è stato condannato in Cassazione per questa risposta sulla legittima difesa, ecco, con questi rapinatori che sta agitando. Innanzitutto la discriminante è questa: è un eroe o un assassino secondo lei, Graziano Stacchio, che nel 2015 sparò proprio qui in questo punto contro dei rapinatori? Guardi, parlo da me, sono passati 11 anni e io non mi considero un eroe, anche se ho intervenuto giustamente perché è retorica, insomma, per la ragazza, per tutto l'insieme di cose. Io non mi sono mai sentito un eroe, ma neanche un assassino, perché effettivamente ho difeso e mi sono difeso. È lo stato d'animo che crea una cosa che non pensavo neanche io. Sono passati 11 anni e te lo dico spassionatamente, non credo più nella giustizia, maturo sentimenti di odio, che è una cosa strana in me, che non mi pensavo neanche io, di odio e di vendetta, ma di vendetta addirittura, che io sono praticamente, ho messo in discussione anche il cattolicesimo addirittura, perché io sono di fede cristiana e profondamente cristiana. Ma Mario Roggero è un eroe o un assassino secondo lei? Ma io, guardi, è una vittima. È una vittima di un sistema che traballa. Ripeto, dopo 11 anni ci parlava di Far West e non ho visto cambiamento. Senta, adesso abbiamo visto la politica che è scesa in campo e che sta aumentando anche il tono, insomma, è una parte del centrodestra che insomma, ha sposato la legittima difesa sempre giusta e chi invece si attiene al diritto, a quello che è stato deciso dai giudici. Secondo lei come considera questo momento in Italia di aver quasi diviso in guelfi e ghibellini chi si divide proprio su questo aspetto? Beh, diciamo che dalle discussioni che ricevo ogni giorno dalla gente dicono che va cambiato il sistema, perché la legge fatta sui risarcimenti anche non va bene, arrivare praticamente a subire e poi anche a dover anche risarcire i malviventi non è una cosa che sta nel cielo in terra. Se pensiamo a un lavoratore che cade da un'impalcatura, che l'assicurazione nega il diritto perché non aveva le norme non ha rispettato le norme di sicurezza, allora dove siamo? Senta una cosa, c'è chi propone anche questa firma per la grazia al Presidente. Lei firmerebbe o ha già firmato la grazia per Roggero? Io non l'ho mica firmata la grazia, la chiedo espressamente perché Roggero secondo me potrebbe andare agli arresti domiciliari o può andare anche in una zona. Chi è? Cos'è Roggero? È una persona finita moralmente?
moralmente ed economicamente è una persona finita, metterla in galera mi sembra anche praticamente un'esagerazione. Ecco. Senta, lei che ha avuto anche esperienza diretta, si parla anche di questa ipotesi della reazione, no? Quando è finita la tensione rispetto a un momento in cui ci si sente in pericolo, non necessariamente finisce quando poi i banditi se ne vanno, ma c'è anche una forma di su questo che magari molti anche dal punto di vista psicologico stanno impugnando. Cosa ne pensa? Lo ripeto, ti accresce quell'amaro che è irrefrenabile. Io a volte mi chiedono più volte se lo rifarei, ma certo che lo rifarei, e anche saprei mettermi a posto con la coscienza, perché lo Stato dov'è che mi tutela? Dov'è? Allora, per concludere, innanzitutto cosa si aspetta in questo momento anche rispetto alla grazia? Diciamo che il risarcimento è una cosa inaccettabile, non dovrebbe neanche esistere, dovrebbe essere retrattiva quella legge lì, perché quella lì alimenta solo il fattore economico ai tribunali e mette in discussione l'integrità delle persone, perché dà un senso di sicurezza in più alla criminalità e non va bene questo. Grazie ai colleghi di Vicenza, grazie naturalmente come sempre a Graziano Stacchio per il suo punto di vista, che non è molto differente da un'altra vittima di una rapina, l'ex ormai tabaccaio di Civè Correzzola, Franco Birolo, nella Bassa Padovana. Anni fa anche lui visse una vicenda simile ed è andato a sentire cosa pensa del caso Roggero il nostro Francesco Rattai. Io ero indignato, offeso, non sapevo neanche come considerare l'obrobrietà Io non immaginavo proprio venisse condannato. Poi con un numero di anni inflitti come se fosse un criminale efferato, chissà con quale... non riesco a capire proprio come si vada a condannare una persona per bene che per una volta può anche aver esagerato nel suo reagire e condannarlo a quasi 15 anni di galera, un uomo che ha 72 anni. Questa è la reazione di Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Civè Correzzola nella Bassa Padovana, alla sentenza di Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato ed ucciso 2 rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Anche Birolo ha subito un processo perché anche lui ha ucciso un ladro che era entrato nella sua attività. Processo da cui è uscito innocente fino al 3° grado di giudizio. Che tu reagisci all'interno o appena fuori della tua attività entra sempre nell'episodio stesso. Quindi anche Roggero, il fatto che abbia inseguito, che abbia rincorso i ladri appena lui ha potuto, perché non poteva farlo prima, con la pistola puntata alla tempia non poteva farlo prima, quindi questi appena sono partiti per fuggire, lui si è messo appresso e ha cercato di fermarli in qualche modo. Il gioielliere intanto ha passato la sua prima notte nel carcere di Bollate nel Milanese e ha ricevuto la visita del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha riferito di averlo abbracciato anche a nome dei tanti italiani che gli hanno espresso solidarietà e di appoggiare la richiesta di grazia voluta dalla moglie di Roggero, anche se, ha ribadito, è una prerogativa del Presidente della Repubblica. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena. A 72 anni, dopo una vita di lavoro, di fatica, di sudore, di affetti e di amore, sicuramente non penso che passerà anni chiuso in un istituto carcerario. Birolo ci conferma di aver sentito Roggero poco prima che fosse emessa la sentenza, trovandolo pronto anche ad un'eventuale condanna. Lui aveva messo in preventivo anche questa ipotesi, sì. Noi tutti speravamo in una soluzione diversa
purtroppo 15 anni sono tanti per un uomo di 72 anni, che neanch'io avrei mai immaginato, appunto. Poi il risarcimento è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra. Io non condivido assolutamente queste cose. Fin qui la pagina dedicata a questa vicenda e anche alle incursioni della criminalità nel territorio. Tra poco parleremo anche di quella giovanile, perché c'è stata una maxi operazione a livello nazionale da parte della Polizia di Stato. Ma adesso il nostro focus si sposta sul grave incidente in cui è rimasta seriamente ferita una ragazza di 16 anni. Parliamo di una gara ciclistica che si svolgeva sul Montello, nel Trevigiano, con questa giovane che a un certo punto è caduta dalla bici finendo contro un albero. Ce ne parla Mirko Cavallini in diretta con Nicoletta Rizzetto. Mirko, buongiorno. Buongiorno Lina, eccoci qui a Bavaria di Nervesa in via Genio Zappatore, esattamente nel punto dove ieri pomeriggio, nella parte finale di questa gara, il 17° trofeo Pavan e Ernesto e Figli, valida anche come campionato regionale esordienti e allieve, Elena Miglioranza, classe 2010 della società sorgente Pradipozzo di Portogruaro, presieduta tra l'altro dal padre Andrea, ha avuto questo incidente. Qui c'è questo dosso e questa strada, il gruppo della gara l'ha fatto più volte in salita. Qui c'è una pendenza di circa il 5-6% verso il Montello, un circuito che è stato ripetuto alcune volte. L'ultima volta è stata fatta all'inverso, quindi andando in discesa, e ci andiamo anche noi verso poi il traguardo a circa 7 km di distanza ad Arcade. Da quello che ci ha raccontato un testimone, un signore che abita qui vicino, che stava facendo servizio proprio riguardante la viabilità, c'era il gruppo compatto in quel momento e quel dosso probabilmente è stato un po', diciamo, il trampolino di lancio, comunque una sconnessione che ha creato uno squilibrio all'interno del gruppo, e la vittima è stata appunto la giovane Elena. Qui arriviamo al Tiglio, in questo viale, con il segno che la bicicletta ha lasciato appunto nell'impatto contro il Tiglio. Siamo nella zona della palestra comunale, delle scuole elementari, e anche quelle che sembrerebbero ancora alcune macchie di sangue. Pare insomma che la ragazza, ovviamente con il casco da regolamento indossato, abbia sbattuto proprio la faccia e sia stata proprio questo il trauma maggiore che ha subito. È arrivata sul posto l'ambulanza al seguito della gara con i soccorritori, il direttore della corsa, e pochi istanti dopo anche l'elicottero del SUEM che è atterrato proprio qui vicino. La ragazza è stata portata al Cafoncello in codice rosso, un trauma cranico ovviamente, e anche altri traumi sul corpo. Sembra che il risultato dell'attacco sia stato negativo, e dalle ultime informazioni che stanno arrivando dal Cafoncello pare che non sia più in pericolo di vita, e questa è già una buona notizia in una gara giovanile che ovviamente è stata sconvolta dall'accaduto da questo incidente che, come sanno bene gli appassionati di ciclismo, capita anche ai migliori professionisti. Pensiamo al Giro d'Italia o al Tour de France, le scene che abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Ecco, noi abbiamo interpellato poco fa al telefono l'organizzatore di questa corsa, il presidente dello Young Team Arcade, Mauro Frassetto, per farci raccontare anche la parte organizzativa, proprio col focus riguardante questo dosso. Sentiamo. Era un tratto di trasferimento da un circuito piano a un circuito in salita, e nel tornare all'arrivo praticamente davanti alle scuole c'era un dosso, e da come che mi hanno raccontato, perché io ero all'arrivo, ha perso il controllo della bicicletta ed è uscita e è andata contro un platano, un tiglio. La presenza dei dossi ovviamente era prevista, cioè come viene gestita nell'organizzazione delle gare? Beh, da quello che abbiamo fatto noi, perché gare ne ho fatte, e quelli, avendo parlato anche con il direttore di corsa, eccetera, eccetera, avendo l'arrivo distante, quindi a 5-6 km, sì, era preso in considerazione, ma non li abbiamo mai tolti noi quelli. In riunione tecnica, l'unica 2 parole che ho fatto con i direttori sportivi era quello di prestare attenzione proprio a quel discorso là. E casualmente su un posto anche che non pensavo è successo, insomma. L'unica cosa che voglio dire, perché ho sempre avuto la squadra anch'io, della stessa categoria,
e so cosa vuol dire avere ragazze in squadra, e voglio dire che l'importante è che Elena ce la faccia e basta, e la famiglia, insomma. E sembra proprio che questo augurio stia andando a buon fine, perché come detto le notizie che arrivano dal Caffoncello, dove Elena Miglioranza è ricoverata da ieri pomeriggio, ovviamente lì in ospedale è presente anche il padre e altri parenti, sembra che le condizioni siano in lieve miglioramento rispetto a ieri, rispetto al trauma che ha subito. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri di Nervesa, che faranno ulteriori rilievi su quanto accaduto, e siamo in attesa anche di contattare il sindaco di Nervesa, Mara Fontebasso. Questa sera ulteriori dettagli dunque nei nostri telegiornali. Da Bavaria di Nervesa con Nicoletta Rizzetto è tutto, a te Lina. Grazie ai colleghi Mirko Cavallini e Nicoletta Rizzetto. Torneremo tra non molto a parlare di incidenti stradali. Ce n'è stato uno davvero particolare a Ponzano Veneto, con una Bentley addirittura finita contro una casa. Ce ne parlerà Lucio Zanato, ma prima apriamo una parentesi sulla questione sanità, perché questa mattina c'è stato un vero e proprio caos alla casa di comunità. Sappiamo che queste strutture stanno prendendo piede, stanno cominciando a entrare in funzione nei territori, con purtroppo evidentemente anche dei problemi. In coda per ore per cambiare il medico i residenti di Cassola imbufaliti davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino, e allora andiamo in diretta da Vanessa Banzato, che si trova con il sindaco di Cassola Stangerlin, perché davvero gli utenti si sono in qualche modo ribellati. In coda dalle 6, sentiamo. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, persone decisamente imbufalite davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino. Sono arrivate tra l'altro tantissime chiamate anche alla nostra redazione, perché erano in fila dalle 6, erano soprattutto persone anziane, e soprattutto si parla di residenti nel comune di Cassola. Per questo accanto a me il sindaco Gian Antonio Stangerlin. Per cambiare il medico di base, solo che questa questione si può definire un po' tutto questo caos che abbiamo riscontrato e che poi appunto vi mostreremo, sindaco, si può definire un caos annunciato, perché era una cosa che lei bene o male immaginava sarebbe successa. Beh, penso proprio di sì. Intanto saluto tutti chiaramente. Qui si tratta semplicemente di una situazione effettivamente prevedibile, in quanto il medico che aveva circa 1300 pazienti entra in scuole di specializzazione, e quindi il primo anno di scuola di specializzazione non può avere più di 1000 pazienti. Quindi tutti i pazienti suoi devono essere disiscritti e devono reiscriversi fino a raggiungere la quota 1000 fondamentalmente. Fortunatamente poi un altro medico del comune ha possibilità di avere 300 pazienti in più, e quindi eventualmente c'è la possibilità di iscriversi con quell'altro medico. Il punto però è che oggi, da quello che mi è stato spiegato dall'ULSS, in realtà c'è stato un problema con il fascicolo sanitario che si è sostanzialmente impallato. Sapete che con il fascicolo sanitario è possibile fare questo cambio del medico senza dover andare allo sportello della casa di comunità. Essendo impallato ed essendo questo il primo giorno utile per poter fare la modifica che dicevo prima, la gente si è precipitata, soprattutto magari gente un po' più anziana, per fare questo cambio appunto di medico, o quantomeno la reiscrizione con il medico che avevano prima. La preoccupazione che noi abbiamo, e che abbiamo anche manifestato all'ULSS nei giorni scorsi, noi abbiamo ricevuto la comunicazione formale di questo cambio il 16 luglio scorso, ma c'era stata anticipata telefonicamente. La preoccupazione che avevamo e che abbiamo è soprattutto rivolta ai pazienti un po' più fragili, che magari non hanno la possibilità di servirsi del fascicolo sanitario e non hanno la possibilità di arrivare alla casa di comunità. E proprio quei pazienti che sono effettivamente più fragili forse andrebbero in qualche maniera accompagnati o aiutati per fare in modo di essere reiscritti, anche perché
il medico di cui si tratta è un medico che opera fondamentalmente in centro a Cassola e chiaramente ci sono dei pazienti che magari sono appunto di una certa età e hanno ovviamente convenienza nell'avere il medico vicino a casa. Il fatto di trovarsi senza medico e non avere magari i mezzi o le modalità per potersi reiscrivere in tempi rapidi, questo può comportare anche qualche spiacevole conseguenza. Allora chiederei alla regia di mandare il servizio le voci che abbiamo raccolto proprio davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino, così proprio ci rendiamo conto di quello che è accaduto questa mattina. Signora, da che ora è qua lei? Io sono da meno un quarto alle 8, però c'è gente dalle 6 di stamattina, è quasi tutta Cassola. Io ho un marito con la demenza senile e ho il numero 48. Capisci il discorso cosa si vuole? Non hanno messo fuori nessun cartello. Prima uno si prende un biglietto, uno se ne prende 3, uno ne prende 4. Dopo danno dei fogli da compilare. Ma che... C'è un solo sportello? Per il momento un sportello solo, perché prima devono fare gli esami del sangue, poi una va via e un'altra ritorna. Dovrebbero essere 3 sportelli, ce n'è uno solo. Non lo so. Mi dica lei cosa dobbiamo fare. Ringraziamo il Signore che non piove e che non c'è il caldo afoso dei giorni scorsi, perché è una vergogna. Siete qua fuori e aspettate il vostro turno? Dalle 8:30. E anche in silenzio ci hanno detto di stare, perché sennò disturbiamo, siamo fuori e all'aperto. Vi hanno detto come i bambini dovete stare in silenzio? Dell'asilo, sì, come i bambini dell'asilo. Una vera vergogna italiana. Non ci sono parole, non abbiamo parole, è una cosa indescrivibile. Ma come mai? Dobbiamo cambiare il medico e quindi dobbiamo presentarci, se non riusciamo a farlo con lo SPID. Persone anziane, persone che hanno problemi, devono venire perché sennò gli portano via il medico, gli danno un medico che magari non conosce la malattia. Alle 8:15 c'era un operatore solo, poi hanno detto quando finisce un operatore dentro per i prelievi passerà come secondo sportello e un terzo operatore che arrivava dalla sede di Rossano Veneto sempre al prelievi, così adesso sono al numero 30, siamo alle 10, ci sono dei signori che hanno il numero 170, quindi vedremo, non sappiamo ancora che tempi avremo. Ecco, ci chiamano così, ci sentono così. Ma una situazione davvero diventa difficile soprattutto per i tanti anziani che ci sono. Sì, decisamente un po' di buonsenso avrebbe permesso di dire mettiamo fuori alcune sedie, alcune panchine, insomma le persone anziane star qui per ore in piedi non mi sembra una cosa degna della nostra società. Ho il 141, queste persone che ha anche il 170. Io spero che entro stasera ci facciano. Ecco, una signora, proprio l'ultima signora che abbiamo sentito, che dice ho il 141, c'è chi ha il 170, speriamo che almeno entro sera si riesca a fare. In tanti dicono è una vergogna, non è giusto, ecco, che veniamo trattati così, c'è chi dice anche siamo stati trattati come bambini dell'asilo, ci dicono di stare in silenzio, una situazione che poi rischia di degenerare, Sindaco. Sì, questo mi dispiace molto, chiaramente, da quello che so. La Casa di Comunità di Romano dovrebbe avere potenziato il personale di sportello proprio per far fronte al prevedibile flusso di gente che si sarebbe presentato allo sportello al fine appunto di reiscriversi. Quello che come comune mi sento di fare e che già stiamo facendo, perché ripeto già nei giorni scorsi, nelle scorse settimane avevo manifestato la più ampia disponibilità da parte nostra per dare una mano anche all'ULSS al fine di facilitare questo passaggio. Noi siamo qua, diamo la nostra disponibilità, faremo probabilmente una comunicazione che aiuterà anche i cittadini a chiarire un po' meglio il percorso da seguire. E diciamo un occhio di riguardo sarà dedicato soprattutto a quelli più fragili. In questo naturalmente
i medici sanno e possono capire quali possono essere le situazioni di maggiore fragilità e per le quali è opportuno che vi sia un sostegno e un aiuto proprio nella reiscrizione. Ecco Lina, noi nel corso della giornata andremo a sentire ovviamente anche la parte dell'ULSS, le dichiarazioni dell'ULSS, per capire come si può davvero evitare che possa ripetersi una situazione del genere, e ovviamente tutto verrà trasmesso nei nostri telegiornali di questa sera. Per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie ai colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Tra l'altro anche a Monticello, rimaniamo nel Vicentino, c'erano stati dei problemi nei giorni scorsi con le case di comunità. Il sindaco Pezzin si è scagliato contro l'ULSS 8 con la minoranza che ha presentato un'interrogazione all'amministrazione. Non si placano le polemiche sulla nuova organizzazione delle case di comunità dell'ULSS 8 Berica. La destinazione di Monticello Conte 8, la struttura di Camisano, che dista oltre 20 km, anziché a quella di Sandrigo a 9 km, fa inalberare la sindaca Gilberta Pezzin, che accusa l'azienda sanitaria, diretta da Peter Hassenbergs, di aver preso una decisione senza tenere conto delle esigenze del territorio. Da settembre in poi io ho incontrato la dirigente dell'ULSS 8, la dottoressa Simeonato, che poi è stata sostituita dal dottor Hassenberg. Ho incontrato il dirigente dei servizi sociosanitari, il dottor Di Falco, e ho chiesto con lettere, con colloqui, sono andata ben 3 volte in direzione dell'ULSS, ho chiesto che venisse rivalutata questa assegnazione a Camisano, perché è proprio inaccettabile per la nostra cittadinanza. Alla sindaca Pezzin ribatte la consigliera di minoranza Cristina Zanini, che conviene. Si tratta di una decisione estremamente penalizzante per il territorio e per i cittadini, pensiamo agli anziani e ai soggetti più fragili. Pezzin ricorda di aver incontrato più volte i vertici dell'ULSS per una revisione della decisione. Siamo una popolazione, come tutte le comunità, sempre più anziana, e anche sentito quanto dichiara il dirigente Hassenberg, che le case di comunità dovrebbero, tra gli altri servizi, sgravare il pronto soccorso dai tanti accessi. Trovo impensabile che un cittadino di Monticello, anziché accedere al pronto soccorso di Vicenza, vada a fare un'ora di strada fino a Camisano. Zanini replica politicamente a Pezzin presentando un'interrogazione. Per quale ragione, per una questione così importante, il sindaco non ha ritenuto opportuno attenzionare l'intero Consiglio, coinvolgere anche le minoranze, perché a tutti deve essere data la possibilità di partecipare, soprattutto a tutela dei cittadini. I nostri cittadini non devono subire ancora una volta una decisione presa dall'alto ed estremamente penalizzante. Queste dunque le vicende, lo avete sentito dal bassanese e dal vicentino sull'avvio di queste case di comunità, ma anche non è la prima volta che vi diamo conto di lunghe code per il cambio di medico. Sono situazioni purtroppo che abbiamo visto ripetersi altre volte in altre zone. Vi avevo anticipato poco fa la maxi operazione della Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, tra cui Padova ma anche il Trevigiano. Andiamo proprio a Padova, si sono registrati qui gli episodi più violenti relativi proprio al Veneto. Pensate che sono state oltre 500 gli arresti in tutta Italia. Allora, Valentina Visentin con Federico Cibotto ha incontrato il questore di Padova, Marco Odorisio, proprio per analizzare i dati che arrivano sulla provincia padovana. Sentiamo. Sì, buongiorno, perché oggi parliamo di criminalità giovanile, lo facciamo con il questore di Padova Marco Odorisio per commentare quella che è stata un'operazione su tutto il territorio nazionale a contrasto di reati commessi da minorenni o neo-maggiorenni. Il bilancio in tutta Italia, un'operazione che ha coinvolto 44 province, è di 539 arresti, imponente la quantità di sostanza stupefacente sequestrata, oltre 700 kg, più di 900 denunce
denunce. Per quanto riguarda Padova, che è una delle province coinvolte, anche di recente, signor Questore, ci sono stati alcuni episodi violenti che hanno coinvolto giovani, ma soprattutto anche il sequestro di armi. Sempre più assistiamo purtroppo a questa caratteristica, giovani che sono armati. Sì, infatti si tratta di un'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha interessato 44 province tra cui Padova, con il focus appunto sulla criminalità giovanile. Anche qui su Padova la fotografia, quindi Padova e provincia, è quella di giovani, quindi o neomaggiorenni o addirittura dei minori, che sempre più spesso si rendono protagonisti di delitti, di reati come la rissa, come le lesioni, come il danneggiamento, la violenza sessuale, il tutto poi diciamo immortalato attraverso i cellulari e quindi immesso sulle pagine web e sui social, quale valore aggiunto quasi per una sorta di autoaffermazione. Quindi sicuramente un'attenzione, il dato diciamo per i primi 6 mesi dell'anno per quanto riguarda la criminalità giovanile si pone diciamo in linea con i dati dell'anno precedente. Sono in aumento notevolmente le misure di prevenzione personali, appunto dagli avvisi orali ai DASPO, ai DACUR, tutti i provvedimenti che incidono sul giovane cercando di interrompere questa spirale della criminalità giovanile, perché diciamo che l'anticamera rispetto alla criminalità giovanile è la devianza minorile, quindi intervenendo con questi provvedimenti del Questore si cerca di rendere consapevole il ragazzo, il giovane, del disvalore delle condotte che pone in essere. Ci siamo trovati in situazioni dove siamo intervenuti e dove un ragazzino era stato circondato, picchiato e rapinato del cellulare. Questa è una rapina e quindi ripeto, l'aumento di queste misure di prevenzione sta proprio a testimoniare l'impegno, quindi non solo dal punto di vista giudiziario con gli apparati giudiziari investigativi, ma anche proprio di prevenzione. Ne è una riprova anche il disegno di legge di alcuni giorni fa, dove sono state introdotte anche la possibilità di poter estendere il fermo amministrativo nei confronti dei minori laddove si abbia fondato motivo di ritenere che possono costituire diciamo, un pericolo per la sicurezza pubblica, o la possibilità per il Questore con l'avviso orale di poter irrogare anche un divieto di aggregazione o anche altri reati come i danneggiamenti che molto spesso vengono posti in essere diciamo, da gruppi di ragazzi sui fine settimana o nei luoghi caratterizzati appunto dalla movida. Grazie ai colleghi di Padova, grazie al Questore Odorisio. Poi nei telegiornali di questa sera andremo a vedere appunto quelli che sono stati i fatti sia per quanto riguarda Padova ma anche per quanto riguarda il Trevigiano legati a questa maxi operazione rispetto alla criminalità giovanile. Vi dicevo prima che saremmo tornati a parlare di incidenti stradali. Ce n'è stato uno che ha rischiato di finire in tragedia a Ponzano Veneto, una circostanza piuttosto particolare, una macchina importante, anche un veicolo, una Bentley, finita contro un edificio lungo la Postumia. Lucio Zanato è in diretta con il sindaco di Ponzano, che salutiamo, Antonello Baseggio, perché c'è l'alta velocità purtroppo sotto accusa ancora una volta rispetto a questo incidente. Lucio. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui giusto per capire, noi siamo sulla curva che per chi viene da Treviso, per chi viene sostanzialmente dall'inizio della Postumia Romana, va verso ovest, porta alla parte in trincea che fa da circonvallazione alla Postioma, cioè all'abitato di Postioma, e invece il contrario per chi invece viene ad esempio dal Bassanese, quindi è il tratto in trincea che tutti conoscono chi attraversa la Postumia Romana. Sindaco, qui si è trattato di un missile ieri intorno alle 16:15. Ma io credo che il limite di velocità sia stato superato abbondantemente, avrà sfiorato i 200 all'ora di sicuro, perché sfondare il guardrail, utilizzarlo come lancio per saltare nettamente la strada sottostante, schiantarsi poi sulla recinzione, sulla casa e sull'alta recinzione, distruggere la macchina in maniera praticamente è rimasto le 4 ruote e poi scendere quasi illesi, sia stato un miracolo, ma a questo punto la domanda è: ma a che velocità andavano e perché?
Ecco, va detto che dentro c'erano 3 persone, una famiglia di Padova, e il conducente addirittura è sceso con le proprie gambe, poi naturalmente sono stati assistiti dai sanitari chiamati subito sul posto insieme anche ai vigili del fuoco, che poi hanno provveduto a cercare di mettere in sicurezza l'area. Il tema è quello che dicono ad esempio qui, è che se uno si mette fuori a prendere il fresco, come il proprietario di casa che lei conosce perché è il sacrestano storico del paese, rischia veramente la morte quando si ferma là. Certo, è solo stata una fortuna che non ci fosse né in questo caso la famiglia fuori in giardino, ma qui accanto c'è anche un locale che fa ristorazione, che normalmente è aperto anche con tanta gente, essendo stato domenica di pomeriggio è andata bene. Certo, la strada provinciale è una strada percorsa da centinaia, migliaia di camion, ma anche da tantissime auto. Sicuramente la velocità è elevata perché l'educazione stradale oramai è assente, di domenica poi la strada era libera e sfortunatamente il contesto porta anche a questa circonvallazione che sbuca tutto d'un tratto su una curva, e l'unica barriera di difesa tra queste residenze e la strada è un guardrail sicuramente che va potenziato, va raddoppiato, perché se oggi possiamo raccontare questa storia senza morti è stato un caso e quindi qualcosa dobbiamo fare. Il Comune Ponzano Veneto indotterà una domanda a breve appunto per far sì che la sicurezza venga garantita in maniera più incisiva. È chiaro che poi sta all'educazione delle persone, degli automobilisti. Però diciamo che elementi di deterrenza della velocità voi li state già sperimentando, mi viene in mente la rotatoria del Baston e poi l'altra rotatoria, quella all'altezza del Becker, dove più o meno siamo vicino all'hotel Relais Monaco. In quel caso lì mi pare che i limiti di velocità vengano rispettati per una questione veramente fisica. Beh, le rotonde non solo avevano dato soluzioni al passaggio delle altre strade che si intersecano, è chiaro che portano al rallentamento, e questo è utile perché in realtà nel tratto che è Merlengo-Padano-Ponzano, grazie alla rotonda del Bastone e quella al Becker, siamo riusciti a far sì che le auto non corrano, anche perché non riescono a prendere velocità, si trovano immediatamente con l'altra rotonda. Tra l'altro stiamo studiando anche con la provincia e mi auguro anche con la regione l'intersezione con via Sant'Andrea, che sarebbe una terza rotonda, quella vicino all'ex Grafica e Vianello, dove appunto c'è tutto il traffico che arriva da Villorba, che oltre ad essere congestionato è anche veloce, quindi sì, le rotonde fanno questo esercizio anche qui. Sfortunatamente non ci può stare e nemmeno avrebbe senso. Qui la provincia deve rimettere in atto altri sistemi che normalmente i comuni realizzano nel proprio territorio, che sono magari semafori intelligenti, dei rallentatori che la provincia sulle proprie strade non li applica, ma qualcosa deve essere fatto. Senta, però adesso c'è anche il tema degli autovelox, finalmente è arrivata l'omologazione per gli autovelox, piazzarne uno qui sarebbe un'ottima deterrenza. Beh, certamente, poi l'importante è non fare cassa e tornare in quel tunnel oscuro che ci ha portato oggi a non avere più gli strumenti adeguati, a doverli ricomprare con costi esosi, ma è chiaro che l'amministrazione comunale deve fare il suo compito, che non è quello di fare cassa, ma di fare sicurezza, di fare educazione, e poi se le multe ci sono vuol dire che anche la gente corre e se le merita. Quindi sarà un pensiero che potremo porvi. Ecco, e con quest'ultima riflessione ti restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie al sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio. Davvero incredibile quello che purtroppo è accaduto e il grave rischio, lo avete sentito, che si è corso. C'è stato un drammatico incidente nelle scorse ore anche lungo la Feltrina, altra strada purtroppo problematica da questo punto di vista, grave, un centauro trentenne. Terribile incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale Feltrina a Montebelluna, all'altezza della sala slot Las Vegas. Per causa in corso di accertamento, un motociclista di circa 30 anni si è scontrato violentemente contro la fiancata di una Dacia. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla moto, rimasto gravemente ferito. La centrale operativa del SUEM 118 ha inviato sul posto 2 ambulanze, ma vista la gravità delle condizioni del centauro è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverato, intubato e in prognosi riservata. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico della Feltrina, particolarmente intenso per i rientri domenicali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Montebelluna, che hanno effettuato rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertarne le responsabilità.
Rimaniamo a Montebelluna, cade in salotto, batte la testa e perde i sensi. Bambina di appena un anno è rimasta gravemente ferita in un incidente domestico che è avvenuto nella zona di Contea e si trova ricoverata in serie condizioni a Padova. Una caduta nel salotto di casa, un colpo violentissimo alla testa e una corsa contro il tempo per salvarle la vita. È ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova una bambina di appena un anno, rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio in un incidente domestico avvenuto in zona Contea a Montebelluna. La piccola si trovava in salotto quando ha perso l'equilibrio, cadendo e battendo con forza la nuca sul pavimento. I genitori hanno chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e l'elicottero Leone, decollato dal Cafroncello. Dopo una prima stabilizzazione al pronto soccorso di Montebelluna, la bambina è stata trasferita d'urgenza a Padova, dove è ricoverata. Le sue condizioni restano gravi, ma i medici mantengono un cauto ottimismo. Un episodio che riporta ancora una volta l'attenzione sulla prevenzione degli incidenti domestici, tra le principali cause di traumi nei bambini più piccoli. Torniamo alla lotta alla criminalità. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto il capo della Mala del Brenta, effettuato da un complice condannato in via definitiva. Il nucleo di polizia valutaria, assieme ai finanzieri di Firenze e Venezia, ha sequestrato 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli, quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, conti correnti bancari e il contenuto delle cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Le indagini condotte, come detto, dal nucleo speciale di polizia valutaria sono state avviate dalle dichiarazioni di Maniero dopo il pentimento e hanno portato a individuare la destinazione dei proventi dei reati commessi dall'associazione mafiosa. Torniamo sull'attacco intimidatorio al sindaco di Malo, Moreno Marsetti, nei giorni scorsi, l'incendio con tutta probabilità doloso della sua azienda di Isola Vicentina. C'è stata poi una manifestazione di solidarietà di sindaci e cittadini. Il caso intanto arriva in Parlamento con il senatore vicentino Pierantonio Zanettin che ha chiesto un focus della Commissione antimafia sulle infiltrazioni della criminalità nel Vicentino. L'attentato incendiario contro il sindaco di Malo, da caso di cronaca, è diventato un simbolo. Se voleva essere un atto intimidatorio, quel rogo ha acceso invece una vigorosa reazione delle istituzioni. Una risposta ferma contro ogni violenza a tutti i livelli. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è riunito in prefettura a Vicenza, alla manifestazione dei sindaci vicentini schierati davanti al municipio di Malo con le fasce tricolori, fino al Parlamento, dove il senatore vicentino Pierantonio Zanettin chiede un focus della Commissione antimafia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella provincia di Vicenza. Il recente e gravissimo attentato al sindaco di Malo Marsetti ci fa capire che anche nella nostra provincia ormai si sono insinuati i tentacoli di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Ne sono prova anche l'attentato ai danni del giornalista di Enego Adriano Cappellari e il coinvolgimento dell''ndrangheta nell'incendio doloso di un bar tabaccheria ad Ospedaletto. Di fronte a questa inquietante realtà non possiamo voltarci dall'altra parte o restare indifferenti. Non si può restare indifferenti, per questo il parlamentare vicentino chiede che si attivi la Commissione antimafia. Serve la massima attenzione e vigilanza da parte delle istituzioni, bisogna riaffermare i valori della legalità. Insieme al collega Eric Pretto abbiamo chiesto un focus speciale della Commissione antimafia, di cui entrambi facciamo parte, su quanto sta accadendo nella nostra provincia. È mia intenzione convocare a Roma il sindaco Marsetti, il questore e i vertici delle forze dell'ordine. La situazione è troppo grave per essere ignorata. Ieri la commemorazione per il 34esimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Questa mattina a Belluno la commemorazione per Emanuela Loi che era membro della scorta. Siamo con il questore di Belluno per ricordare una persona importante nei cui confronti credo che tanti di noi dovrebbero fare ammenda. Tanti ci ricordiamo di 34 anni fa, tanti ci ricordiamo l'indirizzo, via D'Amelio.
tutti ricordiamo Paolo Borsellino, non tutti, a cominciare da me stesso, ricordiamo Emanuela Loi, a cui è intitolato questo piazzale, e gli altri uomini che sono morti insieme a lei in quella strage. Esatto. Ci eravamo visti qua l'anno scorso durante quella cerimonia del primo anno dopo l'inaugurazione del 2024 e subito dopo mi sono venute in mente delle immagini perché io faccio parte di una generazione che ha vivido il ricordo, no, di quelle edizioni straordinarie che comparvero in TV e quindi mi è balenata un'idea per abbellire, per arricchire ancora di più, per dare ancora più senso a questo piazzale. E quando ho dato là ai ragazzi miei, ai poliziotti, già qualcuno si è motivato, tanto è vero che questa è una pietra rossa di Castellavazzo trovata e forgiata da uno dei poliziotti, a cui è poi viene impressa anche una targa. Il significato è quello di orientare, come deve fare poi la storia, i giovani e le giovani generazioni che non hanno vissuto in prima persona quelle stragi che avevano dato uno shock emotivo a tutta l'Italia, perché quel sacrificio dei due giudici e di tutti gli uomini, i poliziotti delle due scorte abbia un senso, quel famoso per non dimenticare. Quindi io mi sono immaginato, perché questa è una zona che verrà rivalutata, che qui passi un giovane, veda la lapide e si incuriosisca anche con i social per vedere chi era Emanuela Loi, oppure chieda al padre o al nonno chi fosse Emanuela Loi, perché il padre e il nonno invece ha un ricordo, in senso latino proprio, che viene dal cuore di quel periodo che fu svoltante sia a livello di indagini sia a livello di una riscossa. Molti della mia generazione si arruolarono sia nelle forze di polizia sia in magistratura proprio per una rivalsa, per una riscossa, per un contrasto a quella che doveva essere, secondo la mafia, un colpo mortale per le istituzioni. Lei giustamente ha ricordato due stragi, perché c'è anche quella di Giovanni Falcone, e ha parlato di una generazione. Nemmeno a fare apposta, venendo con Stefano che ci sta riprendendo, riflettiamo sul fatto che lui 34 anni fa aveva 1 anno. Ecco, io vorrei che, guardando proprio la telecamera, guardando Stefano, parlasse con chi come lui a questa età, o magari anche qualche anno meno, perché capisca di cosa invece chi come me e lei quei giorni li hanno vissuti guardando la televisione, vorrei dire quasi per fortuna non essendo sul posto, ma quello che abbiamo percepito e quello che vogliamo che loro e chi venga dopo non dimentichino. Una delle motivazioni fondamentali per questo rinnovamento del luogo è stato proprio che io ho 4 funzionari che non erano nati in quegli anni là. E quindi l'ho fatto anche per loro, per i giovani poliziotti che sono adesso in servizio, nati negli anni 2000, 2001, 2, 3, 4. Quindi è doveroso da parte nostra dare loro un valore al ricordo e alla memoria di quelle stragi, di quei poliziotti che hanno perso la vita e devono aver perso la vita per un motivo, per permettere a noi ancora oggi, nel 2026, di godere delle libertà civili e di non fermarsi di fronte al ricatto di nessuna criminalità. All'epoca la mafia era convinta di destabilizzare completamente e il primo periodo, io lo ricordo benissimo, fu un periodo di smarrimento, di disperazione e di rabbia. Dopodiché, grazie a altre persone valide che all'epoca c'erano, sicuramente è stato svoltante il credere nelle istituzioni e questo è il messaggio che voglio dare io. Dobbiamo noi per primi, che facciamo parte delle istituzioni, a credere in noi stessi, ma soprattutto dobbiamo far sì che la cittadinanza, anche quella bellunese, abbia fiducia nelle istituzioni, dando un orientamento ai giovani che abbia un senso ancora di libertà e di diritti civili. Grazie a Fabio Fioravanzi, Stefano Bozzi, grazie al questore Roberto Della Rocca. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi.
Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG in questo lunedì 20 luglio. Purtroppo continua la scia degli infortuni sul lavoro. Andiamo nell'home page del Messaggero Veneto. Siamo in provincia di Udine. San Vito al Tagliamento. Cede il braccio di una betoniera e lo schiaccia. Grave operaio nel cantiere del carcere. L'incidente all'alba. All'interno dell'area dei lavori un uomo ha riportato fratture scomposte e traumi al bacino, è stato intubato e trasportato in elicottero a Udine, quindi un gravissimo infortunio, l'ennesimo. Qui siamo naturalmente oltre i confini del Veneto, ma sappiamo che è un tema questo che purtroppo coinvolge l'intero nord-est in maniera molto pesante. Operazione antidroga sull'argine di Sant'Andrea, siamo a Campodarsego, sequestrati oltre 28 grammi di cocaina e un uomo è stato denunciato. Un controllo in Borghese, un uomo fermato e oltre 28 grammi di cocaina già pronta per essere venduta. È il risultato dell'operazione antidroga condotta dalla polizia locale sull'argine di Sant'Andrea a Campodarsego. L'intervento è scattato durante un servizio mirato in una zona già sotto osservazione per sospette attività di spaccio. Gli agenti hanno fermato un cittadino tunisino e durante il controllo hanno sequestrato oltre 28 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e nascosta all'interno di pacchetti di sigarette. Sequestrati anche circa 80 euro in contanti ritenuti dagli investigatori presumibilmente provento dell'attività illecita. Su disposizione della Procura di Padova, l'uomo è stato denunciato a piede libero con l'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Le aree arginali sono luoghi frequentati dalle famiglie, dagli sportivi e da molte persone che devono poterle vivere serenamente. Non possiamo consentire che diventino punti di riferimento per attività di spaccio. Il commento del sindaco di Campodarsego, Walter Gallo. Le zone più calde, chiamiamole così, delle città che sono state fatte oggetto di controlli potenziati, le cosiddette zone rosse. A Treviso, la zona rossa che insisteva sulla stazione e sui quartieri alle spalle della stazione, ma anche in parte del centro storico, si è chiusa ieri. Era entrata in vigore il 7 di febbraio, rinnovata per 3 volte consecutive, visti anche i diversi fatti di cronaca accaduti proprio nelle zone in questione. I residenti chiedono di rinnovarla subito, anche se l'orientamento di prefettura e comune e questura è quello di sospenderla per la fine di luglio, il mese di agosto, e poi riparlarne a settembre. Oggi si chiude la zona rossa. Bisogna riaprirla subito, allora sarà bene provvedere immediatamente perché ha avuto degli ottimi risultati, quindi secondo me conviene mantenerla. Si chiude la zona rossa con un bilancio di controlli aumentato del 500%, più fermati, più pattuglie e una sensazione generale di più sicurezza per cittadini e residenti da San Zeno a Piazza Borsa. Il presidio si era aperto il 7 febbraio scorso ed era stato rinnovato per 3 volte consecutive. Ha visto miglioramenti quindi? Ma sì, vediamo la polizia, i militari, quindi penso che sia una buona cosa. Speriamo che abbia servito a qualcosa e che venga mantenuto decoro e sicurezza. In una domenica che vede moltissimi turisti e non residenti in città, incontrare i cittadini non è impresa semplice. Alcuni non sapevano nemmeno della fine del presidio. Sa che oggi è l'ultimo giorno della zona rossa? No, non sono informato su questa cosa. Abita qui in zona? Sì, vicino alla stazione. Ha visto comunque dei miglioramenti in questi ultimi 2 mesi di zona rossa? Più gente, più polizia, più controlli? Ma in linea di massima mi sembra abbastanza costante la situazione. Secondo lei la zona meriterebbe più attenzione? Ma in generale sì, diciamo che Treviso confrontato con la città di 10-15 anni fa è sicuramente un po' meno tranquilla. Una delle zone certamente più osservate è stata via Fiumicelli e il relativo supermercato, dove la percezione di miglioramento è arrivata netta. Ha visto comunque più controlli, più polizia, si è sentita più sicura? Sì, no, generalmente sì, è un posto abbastanza sicuro qua in giro. Non ho incontrato mai situazioni particolari, sì. Lei ha sempre girato di giorno? Sì, anche di sera. Quindi potrebbe dire che la zona rossa ha funzionato? Sì, direi di sì. E prima della zona rossa com'era? Guardi, io sto qua da poco, quindi quando sono arrivata c'era già, quindi non so dirle. Quindi bisognerebbe rifarla? Sì, penso di sì.
Esperimento riuscito e da rifare dunque, magari con l'estensione alla zona di via Venier dove si trova il Parc dal Negro o magari ad altre zone calde della città, ma questo sarà oggetto di valutazione a settembre con la ripresa delle scuole da parte di questore, prefetto e amministrazione. E chi ha invocato l'allargamento della zona rossa anche al tanto discusso parcheggio dal Negro a Treviso è l'Ascom, che ha sede proprio nel palazzo di via Venier. Sappiamo che il Parc dal Negro è stato utilizzato e viene utilizzato spesso e volentieri dai senza dimora come riparo, ci vanno a dormire, ma poi ci sono stati nei giorni scorsi anche dei brutti episodi di violenza proprio di fronte. Questa sera alle 19:30 l'associazione Prima i Trevigiani ha lanciato un presidio davanti al parcheggio contro il degrado della zona. Abbiamo ricevuto segnalazioni di gente che, pur avendo pagato l'abbonamento per parcheggiare nel Parc dal Negro, non si sente sicura a parcheggiare in quello spazio per le brutte frequentazioni che ci sono, e quindi abbiamo deciso di appunto scendere in piazza per ribadire il fatto che questa situazione non è sostenibile. Un presidio promosso da Prima i Trevigiani per dire basta al degrado, alla paura, al senso di insicurezza causato dalla situazione creatasi al Parc dal Negro, dove nonostante gli sgomberi i migranti e i richiedenti asilo continuano a tornare per passare la notte ma anche il giorno, con conseguente disagio per gli utilizzatori del parcheggio ma anche per i residenti e i lavoratori. Arriveranno le sbarre e la situazione migliorerà, ma il problema sarà solo spostato da un'altra parte. Il comitato ne è conscio e ha la soluzione. Non è un problema che bisogna spostarli da una parte all'altra, è un problema che bisogna che queste persone non siano in Italia. C'è sicuramente un'immigrazione incontrollata che non è sostenibile dalla nostra società, e quindi per noi, come abbiamo detto più volte, l'unica soluzione è la reimmigrazione e il rimpatrio di queste persone che non hanno diritto di stare nel nostro territorio. Noi pretendiamo che il problema venga risolto alla radice e non con dei palliativi che risolvono solo temporaneamente il problema. Dall'altra parte replicano i civici di sinistra. Più volte hanno già detto che spostare il problema non è la soluzione. Noi pensiamo invece che il primo problema da affrontare sia proprio quello di fare in modo che delle persone non siano costrette a dormire in questo modo, perché poi sì, questo crea un sacco di problemi, che sono problemi di disagio, che sono problemi di insicurezza per chi abita qui vicino, che sono problemi di tranquillità per i residenti, tutte conseguenze da affrontare, perché le persone hanno diritto a vivere tranquillamente nella loro casa, nei loro luoghi, nel loro quartiere, ma è un problema appunto che va affrontato alla radice, cioè quella di evitare che in una città di 86.000 abitanti alcune decine di persone non abbiano un luogo dove trascorrere dignitosamente la notte. Ed è un vero e proprio esame di coscienza quello che ha affidato ai social Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile a Treviso, dopo la morte del 37enne di origini indiane deceduto al Cafoncello dopo 10 giorni di agonia in seguito a un violento pestaggio al parco proprio del quartiere. Eccolo qua nella foto postata da Don Kirchner di Santa Maria del Sile. Il sacerdote scrive di una sconfitta collettiva: avremmo dovuto essere noi la sua rete sociale, noi come parrocchia, quartiere e associazioni non siamo stati capaci di volergli bene. Il ragazzo, il 37enne, lo avete visto, viveva di fatto sotto un albero. Sul fronte delle indagini decisiva potrebbe rivelarsi la testimonianza di un 50enne che si è presentato spontaneamente agli investigatori raccontando dell'aggressione, e proprio oggi viene svolta l'autopsia per cercare di avere ulteriori elementi utili a livello investigativo. Voltiamo decisamente pagina, parliamo del caso del gasolio sporco, cosiddetto contaminato, esploso tra le province di Treviso e Belluno. Ecco, in questo caso hanno deciso di avviare delle indagini le Fiamme Gialle. I benzinai puntano il dito sulle percentuali di biodiesel. Noi pensiamo che sia un problema legato alla presenza del biodiesel nel carburante, presenza prevista per legge di un 10% attualmente. Il colpevole è lo Stato. Non ci gira attorno Moreno Parin, rappresentante dei gestori di carburante della marca trevigiana, nelle ore in cui la Guardia di Finanza ha deciso di dare seguito alle segnalazioni fatte in settimana dalla Diconsum di Treviso Belluno, che parla di gasolio sporco e di auto in panne, una ventina i casi accertati, ma sarebbero molti di più a macchia di leopardo su tutto il territorio. La questione del biodiesel è nota tra i gestori. Quello che vedete è un cartello presente già da anni in diversi distributori, dove si mette in guardia dai pericoli di questa tipologia di carburante.
Il biodiesel ha una caratteristica, è un prodotto vegetale, non è un prodotto morto e non è inerte, contiene dei cianobatteri, i quali a loro volta in determinate condizioni di umidità presente nel gasolio, di temperatura del prodotto e anche di presenza qualche volta un po' di acqua, generano delle mucilagini, praticamente volgarmente noi le chiamiamo alghe, che vanno ad intasare il filtro del gasolio, la pompa iniezione e anche gli iniettori. Una reazione quindi non rara, sulla quale però in questi giorni stanno probabilmente influendo le alte temperature. Io non tiro dentro il cambiamento climatico, tiro dentro il fatto che ci sono temperature in questo periodo che fanno in modo che il gasolio presente nei serbatoi delle auto abbia il tempo di avere questa reazione, perché non è se il gasolio si scalda a un determinato range di temperatura, dopo 10 minuti il prodotto ha bisogno di un po' di tempo. Ma è un danno che non dipende né dal gestore né dal produttore, ma dipende da uno Stato che obbliga a inserire, obbligatoriamente a inserire quel prodotto, ma non obbliga le compagnie e i produttori a fare in modo con determinati prodotti che esistono in commercio di impedire la formazione di queste alghe. Rilievi e considerazioni che Parin è pronto a condividere anche con Adiconsum e Fiamme Gialle, mentre tra gli automobilisti è già in parte psicosi. Molti clienti hanno cominciato a richiedere una ricevuta del rifornimento, perché il consumatore dite fatevi una ricevuta che quindi avete il documento. Basterebbe anche lo scontino bancomat sul quale magari il gestore segna la targa per essere sicuri al 100%. In questo clima, peraltro segnato dagli aumenti alla pompa causa guerre, l'appello dei gestori ai clienti è diretto. Quindi noi che chiediamo, state buoni e zitti, avvisateci che noi interveniamo il prima possibile. Accuse e parole che tirano in ballo anche la famiglia. Il sindaco di Padova ha querelato l'attivista ambientalista Gianluca Stefani. In 9 anni di amministrazione mai una querela. Per la prima volta da quando è sindaco di Padova, Sergio Giordani però ha deciso di ricorrere questa volta alle vie legali e davanti all'ennesimo attacco social subito dall'attivista ambientalista Gianluca Stefani. La decisione di Giordani dopo alcuni post del 26enne Gianluca Stefani, referente regionale di Onda, che attraverso Facebook si sta facendo conoscere per le sue battaglie in difesa degli alberi. Giordani non è mai stato propenso alla querela, soprattutto se riguarda il diritto di opinione. Ma nei post contestati a Gianluca Stefani si fanno riferimenti alla sua famiglia e si muovono accuse di interessi privati in merito alla vicenda dell'ampliamento dell'Abba lì a Granze di Camin. Ad aprile Gianluca Stefani, commentando un post di Giordani e del suo vice Bressa, ha scritto: i vostri nomi devono restare impressi nei secoli dei secoli come coloro che hanno svenduto e distrutto Padova, e i vostri figli, nipoti dovranno sentire ogni volta il peso della vergogna del cognome che portano. Parole durissime che Giordani non ha accettato. A fine maggio Stefani aveva scritto che Giordani era in vacanza in Israele, invece il sindaco era in Egitto. Ci sono dei limiti che non possono e non devono mai essere superati nei confronti del sindaco né di alcun cittadino padovano, ha detto Giordani. Vi avevo citato, vi avevo dato poco fa l'ultima ora di un grave infortunio sul lavoro a San Vito al Tagliamento. C'è stato un altro morto sul lavoro in provincia di Udine nei giorni scorsi a San Giorgio di Nogaro, un 43enne travolto da un treno sulla linea regionale mentre lavorava alla manutenzione lungo il binario. In via Forte a Pertegada, dove abitava l'uomo, regna il silenzio. Poca voglia di parlare, era una persona riservata, hanno detto ai colleghi e ai vicini di casa. È l'ora di pranzo, quando Mair rimane vittima del gravissimo incidente sui binari della linea Trieste-Venezia a San Giorgio di Nogaro. È stato un attimo, è uscito dalla cabina del locomotore dell'azienda per cui lavorava alla manutenzione della rete, ha perso l'equilibrio, è caduto ed è stato travolto da un treno in transito. Una ricostruzione ancora provvisoria che gli investigatori della Polizia Ferroviaria insieme agli ispettori dello Spisal dell'azienda sanitaria cercheranno di rendere definitiva con le verifiche in corso. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine. La salma del 43enne tunisino rimane a disposizione della magistratura. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia. Tanti sono gli aspetti ancora dubbi su quanto accaduto. Tra questi anche l'eventualità che Maher abbia perso l'equilibrio per un malore. Gli investigatori dovranno chiarire perché
L'uomo, uscendo dal locomotore, lo ha fatto dalla parte del binario libero, esponendosi al rischio, poi drammaticamente concretizzatosi, che un convoglio in transito potesse travolgerlo. E mentre la polizia ferroviaria lavora per ricostruire la dinamica nel suo complesso, lo Spisal si occupa di raccogliere tutti gli elementi sul fronte del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, capire cioè se le procedure e le pratiche di prevenzione e infortuni sono state rispettate e se qualcosa non ha funzionato nella gestione della contemporanea presenza sulla linea ferroviaria, anche se su binari diversi, del locomotore di manutenzione e del treno regionale, che in fase di riposizionamento è sopraggiunto proprio nel momento in cui Maher Grasli si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. E nessuna sorpresa è arrivata dalla perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere di Lorena Venier e Maylin Castro al momento dell'omicidio, lo ricorderete, di Alessandro Venier. La conclusione a cui è giunto il consulente della procura Francesco Piani. Lorena e Maylin erano capaci di intendere e di volere quando hanno deciso e messo in atto il piano di uccidere Alessandro Venier e poi farlo a pezzi e occultarlo nel bidone della spazzatura. È la principale conclusione a cui è giunto il dottor Francesco Piani, lo psichiatra a cui la Procura della Repubblica ha affidato l'incarico di accertare lo stato di salute mentale delle due donne, accusate di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento e vilipendio di cadavere, accuse di cui cominceranno a rispondere davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine a partire da lunedì 20 luglio. Il pubblico ministero Giorgio Milillo, oltre alla valutazione sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto e nel periodo che ha preceduto l'omicidio, dunque la fase di decisione e organizzazione del delitto, ha chiesto al dottor Piani di accertare anche la capacità di partecipare coscientemente al giudizio e la pericolosità sociale delle due donne. In questo caso lo psichiatra ha concluso per entrambe che siano capaci di stare in giudizio, mentre per la pericolosità sociale ha ritenuto che Lorena non sia socialmente pericolosa sotto il profilo psichiatrico, mentre Maylin, essendo affetta da un disturbo caratterizzato da crisi psicotiche che alternano fasi acute e di remissione, è da considerare a rischio di cadute. Infine, tra le altre cose, è stata valutata anche la capacità di intendere e di volere attuale. Secondo Piani, per Maylin è da considerare al momento piena. Per Lorena, pur essendo capace di intendere e di volere, deve essere considerato un alto rischio suicidario emerso dai test a cui è stata sottoposta. Questi dunque gli aggiornamenti sul terribile delitto. Noi voltiamo pagina, torniamo sul caso Electrolux. Parla Maurizio Castro, manager di primo piano del gruppo. Tra gli anni 80 e 2000 c'è in corso un piano di uccisione industriale, queste le sue durissime parole. Ma una soluzione alla crisi c'è e si chiama Public Company, una cordata pubblico-privata. È una scelta deliberata e codarda di uccisione industriale della presenza in Italia del bianco, perché quel piano è un piano funzionale solo a definitivamente chiudere le fabbriche italiane. È un giudizio netto, implacabile quello di Maurizio Castro, ma soprattutto autorevole, visto che a formularlo è chi per quasi 2 decenni, tra la fine degli anni 80 e i primi 2000, è stato tra i massimi dirigenti del gruppo Electrolux in Italia e nel mondo, ma l'Electrolux di ieri non è quella di oggi. Electrolux ha trasformato la propria natura, passando da gruppo autenticamente e dispiegatamente industriale a un gruppo invece ossessivamente finanziario. Da qui una serie di errori di posizionamento e uso dei marchi che ha portato al piano shock attualmente congelato da 1700 esuberi, oltre 300 solo per Susegana, non un processo ineludibile per il manager trevigiano che in termini operativi suggerisce una strada, quella della Public Company, una compagine pubblico-privata fatta di produttori, fornitori e soggetti come Invitalia. Una cordata con la logica della coalizione di scopo. Si chiama Special Purpose Vehicle, si costituiscono società il cui scopo è quello di rilevare un settore strategico, di gestirlo il numero di anni, 5, 7, 10 che serve a restituirlo alla pienezza della sua capacità competitiva per poi ricollocarlo sul mercato, avendo evidentemente attenzione che nel frattempo siano soggetti affini a poterlo intercettare e gestire. I cinesi sono affini? No, assolutamente no. Assolutamente no. Il riferimento tutt'altro che velato è ai cinesi di Midea, nome circolato più volte, ma per Castro la filiera del bianco non deve commettere gli stessi errori dell'automotive. Dovendo andare sull'esotico, molto meglio i coreani di Samsung, ma io credo che esista la possibilità
di trovare delle soluzioni europee ed italiane. Lo stesso Castro, in qualità di commissario straordinario, ha gestito tra le altre le crisi di Wambao ACC in Valbelluna e della Speedline di Santa Maria di Sala. Alla domanda se si possa pensare a un suo coinvolgimento, magari di fronte a una richiesta specifica dell'esecutivo, non si sottrae. Io rispondo sempre sì quando il governo chiama, e qualunque governo chiama, per il senso istituzionale del dovere che ho. Ma esistono manager ancora in attività di matrice Electrolux con competenze tecniche formidabili. Questa straordinaria scuola ha generato talenti manageriali che sono ancora disponibili sul territorio e sarebbero prontissimi gratuitamente a farsi mobilitare per salvare il mito della loro giovinezza. Direbbe di sì, più con la testa o più con il cuore? I business che funzionano davvero sono quelli che sono fatti con la passione, quelli scelti come fa un fondo di private equity con gelidi algoritmi, normalmente danno ben pochi risultati. La FIOM CGIL di Treviso intanto ha svolto un'analisi su 96 aziende del territorio trevigiano, quasi 20 milioni di euro sono stati redistribuiti a oltre 12.000 lavoratori. Attraverso la contrattazione riusciamo a ridistribuire ovviamente condizioni migliorativi rispetto a quello che è il contratto nazionale dell'industria metalmeccanica. Questo è stato un focus importante, perché abbiamo capito che insomma su una complessività del settore siamo anche comunque di fronte, come dire, a un coinvolgimento di molti lavoratori e lavoratrici, e che dentro a questo coinvolgimento insomma più del 60% di queste imprese pagano un premio di risultato. Un premio di risultato di quasi 20 milioni di euro ai lavoratori grazie alla contrattazione aziendale, ridistribuiti a oltre 12.000 lavoratori. È il dato emerso da un'analisi su 96 aziende del territorio che si occupano di metalmeccanica. Premio di risultato che mediamente si aggira intorno ai 1.500 euro, e questo ci permette insomma di dire che viene fatta anche della redistribuzione in un momento sicuramente delicato, perché la provincia di Treviso è stata investita da forti crisi industriali, sono state gestite, alcune non sono ancora terminate, sicuramente di prospettiva se ne aggiungeranno altre che sono in corso, di difficile poi ovviamente risoluzione, però l'impegno del sindacato e della FIOM prima di tutto è quello di mettere assieme la gestione sicuramente delle crisi ma anche della contrattazione. Lo studio analitico condotto dalla FIOM CGIL su un campione di aziende del territorio, le più importanti dal punto di vista sindacale e delle relazioni industriali, è stato fortemente voluto dal sindacato per capire come meglio muoversi all'interno del complesso sistema contrattualistico e della rappresentanza. Pensiamo che questo sia un lavoro importante perché complessivamente la provincia di Treviso sul settore metalmeccanico, per quanto riguarda le aziende che applicano il contratto dell'industria metalmeccanica, stiamo parlando di circa 35.000 lavoratori e lavoratrici, insomma oggi ci stanno dando segnali importanti che sicuramente noi dobbiamo provare a migliorare in termini non solo di distribuzione ma anche di rappresentanza sindacale e di presenza della FIOM CGIL all'interno delle aziende. La festa del Redentore adesso che ha contraddistinto questo fine settimana a Venezia, in diretta è andata anche la Santa Messa che ha chiuso appunto il weekend di festa e anche di riflessione per tutti. Il patriarca Moraglia nella sua omelia è tornato a parlare del mondo in guerra e della necessità di ritrovare verità e riconciliazione in ognuno di noi. Le guerre hanno delle premesse e la premessa monotona, ripetitiva, sempre la stessa, che sta a capo di ogni guerra, di ogni tempo, di ogni latitudine, è io e i miei diritti, che poi diventano anche le mie pretese. È il cuore dell'uomo. E quando noi chiediamo la pace tra le nazioni, per essere onesti e trasparenti in questa richiesta, dovremmo dire: ma io sono pace nella mia comunità, nella mia famiglia, nel mio luogo di lavoro, tra i miei amici.
perché le richieste debbono essere sempre valutate e considerate mettendo in questione se stesse. Guai se non ci fosse un'intelligenza critica che attraversa la nostra società. Saremmo un alveare, un formicaio. E l'amore è quella parola che è più svalutata perché la usiamo tutti a proposito e a sproposito. E vedete, usare un termine a proposito e a sproposito vuol dire metterlo in questione anche quando lo usiamo a proposito. L'amore è verità, è rispetto, è giustizia. E io parlo di un amore vero se mi faccio giudicare dalla verità che è più grande della mia opinione e dell'opinione di chi mi sta davanti, perché vedete, molte volte conviene fare quello che gli altri ci chiedono di fare, ma è giusto? È vero? È dignitoso. Gesù non ha mai benedetto la violenza. Mai. Ha sempre però non ceduto sulla verità. La domanda cristologica fondamentale posta di fronte a Pilato è questa: che cos'è la verità? E tanti problemi nella nostra società, nella nostra cultura, nascono proprio dal fatto che la verità non ci interessa più. Ci interessano altre cose. Perché la nostra fede sia una devozione vera e perché la nostra devozione sia sorretta da una fede vera, dobbiamo riscoprire il sacramento della misericordia, della riconciliazione. E poi c'è l'aspetto della festa, naturalmente, il grande spettacolo di fuochi d'artificio nel bacino di San Marco, oltre 550.000 telespettatori su Antenna 3 per la diretta della notte famosissima, l'ennesimo record per Media Nord-Est. Dai, salutate Antenna! Dai ragazzi! Cioè, cosa significa per voi il Redentore? È un bel festone da sempre. Tutti di Venezia? No, adesso abbiamo anche degli outsider, però gli facciamo conoscere un po' di... Abbiamo Padova, abbiamo Rimini, abbiamo Benevento. Una festa di tutti e per tutti, quella del Redentore, per la prima volta sbarcata in diretta anche sulla nostra emittente con ascolti record. A partire dalle 20:10 la trasmissione condotta in studio dal vice direttore Ferdinando Avarino è stata vista da oltre 550.000 telespettatori. In 350.000, stando ai dati certificati Auditel, hanno seguito lo spettacolo dei fuochi alle 23:30. Ascolti che segnano l'ennesimo successo per Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est. 550.000 telespettatori hanno potuto così godere di uno spettacolo unico al mondo che grazie ad Antenna 3 ha raggiunto una platea ancora più ampia. La meraviglia dei fuochi, una tradizione che si rinnova tra cielo e laguna, con Venezia e i veneziani assoluti protagonisti. Giornalisti e tecnici del nostro gruppo hanno dato voce al loro entusiasmo. Ferdinando, il comandante si tuffa per noi per evitare abbordaggi complicati. Sì, tuffato. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Giosuè. Allora, festa hawaiana direi. Eh sì, siamo in tema fiori hawaiani, festa tropicale. Cavalchiamo l'onda di calore che è arrivata quest'estate molto presto. Grazie. Come ti chiami tu? Giosuè. Viva Giosuè, viva la festa hawaiana! Non solo prosecco. Non solo prosecco. Cosa si è mangiato a bordo? A bordo? Ma soppressa di casa. Pizzette fatte in casa, tramezzini, pasta fredda. Meno tipico, più pratico per la serata. Molto bene, mentre qua si versa il prosecco, intervistiamo questa ragazza. Ciao, ti chiami? Io mi chiamo Diletta e stasera sono una sirena.
Sei una sirena, molto bene. Questi... di Venezia. La sirena di Venezia. Sì. Tra sirene e capitani, l'energia della laguna ha conquistato il nord-est con Antenna 3 sempre presente. Ci fermiamo per un altro rapido stacco di pubblicità prima di salutarci. Eccoci di nuovo in diretta, andiamo a Belluno adesso, dove è stato inaugurato lo skate park comunale, un'opera attesa da anni e realizzata in stretta collaborazione con i ragazzi. Finalmente dopo 10 anni di attesa abbiamo lo skate park, veramente bello, finalmente possiamo fare il nostro sport senza che ci caccino dai posti. Non si tratta solo di strutture, rampe, piramidi e corrimani in discesa. Il nuovo skate park di Belluno, realizzato in un'area ricavata sotto al Ponte degli Alpini, è prima di tutto uno spazio della comunità, un luogo di incontro e socialità progettato assieme ai ragazzi che praticano lo skateboard. Una richiesta che arriva dai nostri cittadini e soprattutto i giovani di uno spazio che mancava a Belluno, uno spazio sportivo, uno spazio dove c'è dialogo, uno spazio dove si può aggiungere anche amicizie, anche ulteriori conoscenze, e questo è il bello. Un progetto che vale 150.000 euro, nato dall'ascolto delle richieste manifestate dai giovani che sono stati parte attiva durante tutto l'iter realizzativo, dalla promozione di una raccolta firme con quasi 1.500 sottoscriventi alla partecipazione in Consiglio Comunale ai tavoli delle commissioni, dove assieme all'assessore Lorenza De Cunovic e Roberto Alivotto hanno seguito passo passo l'ideazione degli spazi e il design delle strutture. Abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi sin dalle primissimi passi, e tanto è vero che la progettazione, per così dire, possiamo considerarla condivisa, o meglio, i ragazzi hanno veramente descritto e disegnato lo skate park dei loro sogni. Un parco gratuito e aperto a tutti, fresco del regolamento approvato in Consiglio Comunale, che, fatto salvo il vincolo dell'età minima fissata a 6 anni, dell'obbligo di utilizzo delle protezioni per i minori di 14 e del casco per tutti, anche i maggiorenni, è rimasto volutamente snello ed essenziale nell'ottica di favorire il rispetto reciproco, la sicurezza e l'autogestione degli spazi. Parco Belluno, cosa dire? Let's go! Lo skatepark è bello, siamo tutti contenti che questo progetto sia stato realizzato, soprattutto per Belluno che era, insomma, gli mancava, ecco. Bella il park! Grande Belluno che alla fine ce l'ha fatta a capire che lo skateboard è uno sport e non è vandalismo. Era l'ultimo servizio per questa nostra diretta, questa nostra edizione di Focus TG termina qui. Io ringrazio in regia Francesca Pezzo, Cristian Cardì, naturalmente come sempre appuntamento ai telegiornali di questa sera e poi al Focus serale condotto dal nostro direttore Luigi Bacciali. Una buona giornata a tutti, buon pomeriggio, arrivederci.